cogliere che le montagne e le aree interne sono luoghi in cui si anticipano dei processi, basti pensare al tema dello spopolamento o dell'overtourism, quindi da luoghi dove si anticipano dei problemi a laboratori in cui fare innovazione. Come si fa questa innovazione? Attraverso sostanzialmente due cose. La prima è avere una visione, cioè bisogna avere una visione, capire quali sono i problemi e dare delle risposte che però siano di ampio respiro, quindi è molto importante avere una visione che faccia in modo che le persone vogliano stare nelle aree interne e stare in montagna. Dall'altra parte chiaramente i servizi, quindi lavorare perché i medici di base non vadano via, quindi finanziare la sanità, finanziare le infrastrutture che servono, non farsi prendere dalle sindrome di NIMBY, quindi not in my backyard, quello che serve si fa e quello che serve diventa anche economia della montagna. La montagna non può essere solo turismo, che sicuramente è un fattore di sviluppo, ma la montagna devono essere luoghi in cui le persone vivono, in cui fanno artigianato, in cui pensano anche a poli industriali e in cui soprattutto si vive bene perché ci sono i servizi che servono. Il tema è ricostruire su questi territori un clima di fiducia e il clima di fiducia lo si costruisce quando si porta anche in zone montane e periferiche i tre fattori che oggi contraddistinguono la crescita economica internazionale, ovvero competenze, quindi alta formazione, innovazione e finanza. E questi sono i tre pezzi che servono per costruire ecosistemi territoriali che possono generare crescita economica ma anche attrattività per i tanti talenti che oggi girano il mondo e che i nostri territori, il Veneto ma anche Belluno, faticano ad attrarre. Il ruolo dell'università anche per lo sviluppo della montagna è importante e va sicuramente riconsiderato, tenendo conto che alcune realtà anche non molto lontane, pensiamo al caso di Trento o di Bolzano, sono riusciti ad affrancarsi da una condizione periferica anche attraverso investimenti significativi che sono stati fatti sul sistema educativo superiore e sull'università. Ovviamente un'università per la montagna deve essere un'università coerente con i percorsi di sviluppo della montagna che possono riguardare dai temi ambientali ai temi della gestione anche del turismo, ma più in generale, se vogliamo, no? Il management anche di attività industriali compatibili con l'ambiente montano, ma in particolare se pensiamo al caso di Belluno, la presenza di un distretto importante come quello dell'Occhiale che richiede oggi delle trasformazioni tecnologiche profonde, richiedono anche un nuovo capitale umano che credo anche l'università deve assumersi la responsabilità di formare e di formare nei luoghi nei quali poi questo capitale umano può essere impiegato e può dare vita anche a un nuovo ciclo imprenditoriale.